parte del personale del nido e della patologia neonatale di Campo San Piero. In questo periodo di isolamento sociale in cui non è possibile partecipare ai corsi preparto, abbiamo pensato di realizzare un piccolo video per illustrare il percorso che i vostri bambini avranno durante la degenza al nido e l'assistenza fornita dai medici, dagli infermieri e dagli OS. Subito dopo il parto, quando il tuo bambino viene al mondo, ha bisogno di te. Vi siete impegnati entrambi fisicamente ed emotivamente. Ancora sporco e bagnato, gli sarà più facile riconoscere l'odore del colostro perché ha avuto l'opportunità di sperimentarlo per tutta la gravidanza, in quanto è molto simile al liquido amniotico. Dunque, prima ancora del taglio del cordone ombelicale, ti verrà proposto dalle colleghe ostetriche di tenere in braccio tuo figlio. Tagliarlo quando avrà smesso di pulsare è un piccolo gesto di aiuto al tuo bambino. Questo permetterà alla placenta di irrorarlo fino a quando non sarà autonomo da solo. Il contatto pelle a pelle non è solo un momento magico, ma ha delle funzioni fondamentali e potrai riproporglielo anche nei mesi successivi. Il tuo corpo ha il compito di riscaldarlo, il tuo battito cardiaco di tranquillizzarlo e di calmare il pianto e magari anche la frequenza cardiaca. Il tuo respiro lo aiuterà a regolarizzare il suo e questo gli permetterà di risparmiare molte delle sue energie. La tua pelle, il tuo colostro sono la sua banca immunologica perfetta. Anche se non lo vedi, non vuol dire che non ci sia. Credi nelle tue capacità e aiutalo. Un attacco precoce ti aiuterà nella via della montata lattea e ad un allattamento più duraturo. In caso di taglio cesareo, tutto questo lo potrai fare appena sarai uscita dalla sala operatoria o appena ti sentirai in grado, perché il contatto pelle a pelle è una parte molto importante, soprattutto per quei bambini a rischio di alterazioni della glicemia. Se tu e tuo figlio state bene, sarete supportati dalle mani esperte delle ostetriche e non vedrete né pediatra né il personale del nido. Il nostro ospedale applica il rooming da quasi 20 anni. Approvato da OMS, UNICEF e molte società di pediatria, dimostrano scientificamente i molteplici vantaggi ormai indiscussi. Ricordati che il rooming non vuol dire arrangiati, noi siamo presenti. Esso promuove il rapporto tra di voi, sia che tu l'allatti oppure no. Lo protegge dalle infezioni, ti permette di acquisire più fiducia in te stessa e nelle tue capacità. Imparerai i ritmi sonno-veglia di tuo figlio e tenendolo con te imparerai a gestire i risvegli notturni. L'allattamento ovviamente è favorito perché sarà vicino a te e sarai la prima ad accorgerti dei suoi segnali di fame e dei suoi cambiamenti. Sicuramente starete con noi per almeno 48 ore nei parti spontanei e 72 per i tagli cesari e vi aiuteremo a conoscervi. Vi spiegheremo il cambio del pannolino e del cordone ombelicale. Vi supporteremo nella nutrizione di vostro figlio e se vorrete proverete le varie posizioni per allattare e per superare le più frequenti difficoltà dei primi giorni. In caso di taglio cesareo sarà nostra premura occuparci di voi nelle prime 24 ore, poi comincerete a collaborare nell'accudimento del bambino. Ti insegneremo a svolgere la normale igiene quotidiana, perché in realtà il primo bagnetto lo farà al termine delle prime ore dopo il contatto pelle a pelle con il papà, che verrà con noi al nido per le prime procedure sul neonato. Questo è anche il momento della raccolta dei dati anamnestici per completare la cartella clinica ed è il momento di apporre le prime firme ufficiali. Buongiorno, sono la dottoressa Joaquin, sono una delle pediatre che lavorano presso la patologia neonatale e il nido dell'ospedale di Campo San Piero. Qui ci troviamo al nido, che ha un ambulatorio dedicato al neonato presente all'interno del reparto di ostetricia. Qui noi pediatri eseguiamo la prima visita al neonato entro 4-6 ore dalla nascita e questa visita viene poi ripetuta prima della dimissione, dopo 48 ore se il parto è un parto spontaneo oppure dopo 72 ore con i cesarei. Nelle prime ore dopo la nascita è importante la somministrazione delle profilassi neonatali che vengono somministrate a tutti i neonati da parte del personale infermieristico e comprendono la profilassi con vitamina K, che è un fattore antiemorragico, e la profilassi oftalmica con un collirio antibiotico che viene applicato a livello oculare.
Durante la degenza al nido dei vostri bimbi, il personale medico ed infermieristico è poi impegnato anche nell'erogazione degli screening neonatali, che secondo le indicazioni del Ministero della Salute comprendono lo screening visivo neonatale per la diagnosi precoce della cataratta congenita, lo screening uditivo neonatale per la diagnosi precoce della sordità congenita e lo screening su gocce di sangue e screening neonatale esteso per la diagnosi precoce delle malattie ereditarie del metabolismo. Prima della dimissione noi pediatri eseguiamo un colloquio con le mamme di missione in cui spieghiamo delle notizie utili alla gestione del neonato a domicilio e alla modalità di scelta del pediatra di base e ai servizi che sono presenti nel territorio e in ospedale a sostegno della mamma e del neonato. Uno dei servizi presenti in ospedale è l'ambulatorio del neonato. Nei giorni successivi alla dimissione, nella nostra unità operativa è attivo tutte le mattine l'ambulatorio del neonato sano, dove i genitori con il neonato possono ritornare su indicazione del personale o di loro spontanea volontà, previo contatto telefonico, per risolvere i dubbi fino al 10° giorno di vita. In seguito, in caso di bisogno e finché non ci sia ancora il pediatra di base a disposizione, ci si può rivolgere telefonicamente alla nostra struttura o con l'accesso tramite pronto soccorso centrale che poi vi invierà al pediatra presente in reparto. Per eventuali richiami, controlli di test metabolici, esami ematochimici e strumentali, vi contatteremo personalmente e fisseremo l'appuntamento per il controllo. In tale occasione, personale infermieristico e medico vi darà tutte le indicazioni necessarie. Nella nostra unità operativa esiste anche la sezione di patologia neonatale, dove i bimbi che diversamente hanno bisogno di cure più intensive o semi-intensive verranno ricoverati e trattati e seguiti adeguatamente da personale infermieristico e pediatrico, addestrato e preparato per accudire neonati prematuri di basso peso, con patologie già diagnosticate con ecografie fetali e per qualsiasi altro problema riscontrato durante la degenza al nido.